Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, prima conferenza stagionale per Luciano Spalletti. Certo, l'abbiamo sentito parlare nelle amichevoli, ma nelle amichevoli conta poco. Finalmente Luciano Spalletti ha preso parola prima di Verona-Napoli, gara che si giocherà lunedì, ragazzi, mi raccomando, è lunedì, non domani. Andiamo un po' a vedere cosa ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa. Un appunto all'SSC Napoli, perché non riesco a capire, no? Avete i canali social, ma perché non fate vedere le conferenze stampe? Cioè, perché le dobbiamo sentire per radio? Addirittura nemmeno su Sky l'hanno fatta vedere la conferenza stampa di oggi, ragazzi. Cioè, voi dite che volete unire i tifosi, vi volete unire e poi vi perdete in queste cavolate. Secondo me dovete usare un pochino di più questi social. Comunque Spalletti, scusatemi se guardo lì ma c'ho il PC, ambizione alta ma servirà tempo e non posso assicurare niente. Mercato, servono calciatori importanti, nello spogliatoio ho perso dei leader. Simeone c'è a Verona verso la permanenza di Zerbini e Gaetano, e poi parla anche di Sirigu, signori miei. Allora, la prima domanda che gli hanno fatto, ragazzi, ed era scontata, no? Anzi, prima ha parlato di un'altra cosa, prima ha parlato della scorsa stagione e ha detto l'anno scorso abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi stagionali, non abbiamo sfigurato, anzi c'è stato del rammarico perché potevamo fare qualcosa veramente di più la passata stagione, ragazzi. Io l'ho sempre detto, lo scudetto dell'anno scorso il Napoli l'ha voluto perdere, però ragazzi lui l'ha detto, sapevo già che il Napoli voleva fare questa rivoluzione totale, questo ringiovanimento totale con diversi calciatori che partivano, però ora servono giocatori che siano leader di questo Napoli, ragazzi. E naturalmente secondo me Sirigu proprio per questo è stato preso, proprio per portare un pochino di esperienza, di maturità a questo gruppo molto giovane. Allora, nomi di mercato, la strada del rinnovamento intrapresa è quella giusta? Per quello che riguarda il ringiovamento, rosa e l'abbassamento dei costi sicuramente sì. Per quanto riguarda il resto abbiamo da lavorare, c'è ancora un mese di tempo alla chiusura del calciomercato. Uh, quindi lui lo dice, la rosa non è completa, mancano alcuni giocatori, Raspadori, sappiamo che Giuntoli è molto vicino alla chiusura sia di Raspadori e forse di Keylor Navas. Lunedì, scusatemi, non dovrebbe giocare Fabian Ruiz, ma questo ne parleremo domani nel video delle probabili formazioni proprio di Verona-Napoli. Riunire i tifosi, noi faremo del nostro meglio fin da subito e sono convinto che questa squadra farà rinnamorare i tifosi, come fatto lo scorso anno. Ora, caro Lucianone, detto fra me e altri 3500 ragazzi qui sul canale, non iniziamo nuovamente la città, il Vesuvio e la Magna, perché è passato di moda. Una scommessa per me questo Napoli, sì è così, l'ho già detto, è responsabilità che mi stimola tantissimo, una responsabilità senza dubbio lo è. Naturalmente ci vuole un po' di sostegno da parte della città e della società, perché le cose più difficili da fare sono quelle di ritrovare quelle dinamiche che avevamo nello spogliatoio l'anno scorso. Quelle sono cambiate, le dinamiche nello spogliatoio sono cambiate quando fai a meno di Ospina, Koulibaly, Mertens, Insigne e Gulam. Tante perdite voglio quest'anno, troppe secondo me. Come ci sono dinamiche di gioco rodate, ci sono anche dinamiche di spessore personale e carattere. Quindi lui lo dice, ragazzi, e poi parla pure della Champions League, dice sì, noi andiamo a giocarci la Champions League, ma siamo tutti giovani, quindi dobbiamo mi affido anche a questa voglia di questi giocatori giovani di emergere, questa grinta. Hanno parlato anche del suo contratto, solo un anno di contratto, se mi sarebbe piaciuto iniziare il rinnovamento con il rinnovo. Sappiamo che Spalletti ha un contratto di 2 anni più opzione per il terzo a suo favore, quindi lui dice non me ne importa nulla e non mi sarebbe piaciuto. Alla mia età è bene fare contratti di 1 anno e in fondo all'anno si tirano le somme. Questa è una cosa giustissima, ragazzi, perché il buono Luciano non è
che sia un allenatore giovanissimo, e quindi lo dice anche lui. È meglio rinnovare il contratto anno in anno per uno che della mia età, quindi poi in fondo tireremo le somme. Da qui in avanti farò, se avrò la possibilità, di fare sempre un anno di contratto con tutti quelli con cui parlerò. Quindi staremo a vedere questa frase qui che lui chiude con tutti quelli che parlerò. Significa che secondo me il prossimo anno Spalletti non sarà più l'allenatore del Napoli. Io ve lo dico già da ora, già da inizio anno ve lo dico, Spalletti secondo me il prossimo anno non sarà più l'allenatore del Napoli. Comunque lui lo dice: io sono stato chiamato per fare una rifondazione del Napoli. Mi stimola tantissimo fare questa rifondazione del Napoli, e ragazzi, tu devi passare da un Mertens, da un Insigne, da un Gulam, da uno Spina, da un Koulibaly ad altri giocatori, Kvara, poi ai Raspadori se dovesse venire, Simeone, Kim, Oliveira, cioè, e tu devi creare proprio un altro stile di gioco in questo Napoli, secondo me. Simeone a Verona? Eccolo qui. Allora, Simeone, se è tutto a posto, certo che viene a Verona. Quindi sappiamo che stamattina ci sono state le visite mediche del buon Simeone. Sta arrivando qui, lo stiamo aspettando. Se rimanete un po' con me, lo aspettate anche voi. Lui è uno di quei giocatori di cui abbiamo bisogno, e Napoli a questo punto della sua carriera è ciò di cui ha bisogno. Un acquisto corretto, io l'ho sempre detto, l'ho detto anche stamattina nel video, è un acquisto corretto questo qui di Simeone, perché vai a togliere Petagna, naturalmente, che è andato al Monza, vai a rinforzare quel reparto che l'anno scorso vedeva solo il Mertens lì davanti, ragazzi, che poi nemmeno lo faceva giocare più a Mertens, quindi è un buon rinforzo. Reparto da rinforzare, qui parla di calciomercato, lui dice: questo discorso del mercato lo abbiamo già un po' affrontato. Dal punto di vista mio, è scorretto parlare di chi non ho a disposizione, e mancanza di rispetto verso chi ha pedalato fino ad ora insieme a me. Ed è una cosa giustissima, ragazzi, perché lui lo dice: perché io devo parlare di quest'altri giocatori mentre io ho allenato altri giocatori? Cioè, io devo parlare di Raspadori? Posso anche parlare di Raspadori, ma non è giusto nei confronti sia del giocatore, della mia società e della società concorrente che ha il giocatore tesserato in questo momento. Ragazzi, è giustissima come cosa, quindi non venite a fare la retorica: no, ma tu dovevi parlare di Raspadori. Ragazzi, non possono parlare di calciomercato. Politano fu multato proprio perché parlava di calciomercato. Giocare sempre ogni 3 giorni, e poi parla di Sirigu. Io ho 3 portieri, 8 difensori, 7 centrocampisti e 7 attaccanti. Per le rotazioni siamo a posto. Per quanto riguarda Sirigu, è arrivato in ottima condizioni, ma è chiaro che come ha richiesto lui, da persona intelligente e grande professionista, ha doppiato qualche allenamento subito, aveva bisogno di stare un po' in porta e riprendere distanze corrette e misure. Ragazzi, è normale, è stato parecchio fermo lui, anche Sirigu, quindi partiamo dal presupposto: non sarà titolare, farà il secondo. Ora non sappiamo se di Navas o di Meret, ma a Verona ci sarà Alex Meret, ragazzi, quindi iniziamo a dare fiducia anche a questo ragazzo, perché io vedo troppa sfiducia in questo ragazzo. Ragazzi, è un ragazzo giovane, diamogli parecchia fiducia, dai. È sempre un giocatore del Napoli, la fiducia va data a tutti, ragazzi. Allora, scusatemi se faccio sempre così, ma mi sono lisciato la barba, Allora, una stronzata. Comunque, meno pressione sul Napoli. Sì, vedo i calciatori molto motivati, ma man mano che passano i giorni li vedo più interessati e motivati di quanto siamo partiti. Vedo le facce tirare al punto giusto. La palla viaggia veloce, si va verso a fare più impatti, perché fisicamente di meno. Ragazzi, queste traduzioni qui secondo me sbagliano a scrivere, queste di Calcio Napoli 24. Vabbè, comunque è quella, è una cosa importante a cui viene dato merito da parte mia a Doveri, che l'ha annunciato, perché il calcio inglese, che è quello, cioè qui parlano della pressione che abbia. Vabbè, saltiamo alla prossima domanda, perché mettono i titoli e poi sbagliano a fare. Comunque, Kim, attraverso quel video che tutti avete guardato, dove si è presentato, lì ci si può prendere tutte le qualità dell'uomo, del calciatore, fatta di personalità, perché presentarsi così con i dirigenti a cena è personalità, tranquillità, perché ha giocato subito, leadership nel coinvolgere subito i compagni.
poi ha completato il tutto sul campo, è veloce, sufficientemente tecnico, forte su impatti nel gioco aereo. Io questo l'ho detto, quando abbiamo fatto il video di presentazione di Kim, io lo dissi, guardate che questo qui intercetti, colpo di testa, questo c'ha tutto. Questo c'ha tutto, questo c'ha tutto, potrebbe diventare veramente un nuovo leader del Napoli. Oliveira ha sofferto per infortunio, ora si inizia a vederlo. Reinserimento ha dovuto mettere a posto delle cose, non potendo far vedere subito la sua qualità. È quello che ha fatto il miglior tempo su resistenza, velocità nei test, indicato come un esempio non solo della nostra squadra ma in confronto a tutta la Serie A. Quindi ragazzi, Oliveira on fire. Allora, poi Verona-Napoli è sempre stato un cliente difficile, lo sappiamo, la Fatal Verona ragazzi, non è una partita facile. Il Bari ha giocato una straordinaria partita, quindi saranno ancora più agguerriti e daranno il loro massimo. Ragazzi, sapete che in Coppa Italia sono già stati eliminati proprio dal Bari di Aurelio De Laurentiis, anzi del figlio di De Laurentiis. Simeone e Osimhen insieme? E questa è la domanda che io volevo, aiù. Tento di mettere sempre una squadra in campo che sia equilibrata e che abbia qualità. Loro hanno caratteristiche da prima punta, non si spartiscono il campo, però essendo calciatori professionisti ed essendo calciatori di qualità, secondo me è una cosa che si può fare, basta soltanto che si rendano conto di quelle che sono le necessità e dividersi i compiti. Poi dipende che tipo di partita è, che tipo di partita sta venendo fuori, nel momento in cui si sta giocando. Non vedo grosse complicazioni. Su Simeone una cosa la voglio dire, ha fatto 17 gol l'anno scorso senza calci di rigore. È questo che io vi voglio dire. Quando il Napoli ha preso Simeone e io ho detto ha fatto un buonissimo acquisto, ragazzi, 17 gol senza calci di rigore, togliete tutti i calci di rigore ad Immobile e a tutti quegli altri calciatori, la media è quella, 17-18 gol a stagione, quindi è nella media da capocannoniere Simeone. Poi allora 4-2-3-1, 4-3 si possono usare e si useranno tutti e due i moduli, 4-3-3 e 4-2-3-1. Poi di che basta, di questo ha parlato. Il rigorista, no rigoristi non c'è una lista, è una cosa che diventa facile fare perché chi li batte meglio in allenamento sarà il rigorista. Per ora non si dice, volevo salutare Garella essendo stato un calciatore ma è banale, come non lo era nelle sue parate, per cui saluto anch'io. Ragazzi, qui si conclude la conferenza stampa, la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ha parlato di tutto, calciomercato, le ambizioni del Napoli, servono altri calciatori perché il Napoli per lui il Napoli in questo momento non è completo. Un Dombelé, un Raspadori, un Navas, e penso che il Napoli possa lottare anche per una Champions League, per il posto in Champions League, scusatemi, o addirittura passare questi benedetti ottavi, perché questi benedetti ottavi vanno passati prima o poi. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate delle parole, scusatemi, di Luciano Spalletti. Sempre e comunque Forza Napoli, da vostro Neapolis 1926. Ciao aiù!